devastato dal nuovo allarme alluvione, i danni potrebbero ammontare ad 1 miliardo. Il governatore Zaia in sopralluogo nelle zone colpite, sospendere tasse e mutui. A Selva di Cadore muore un'anziana di 81 anni colpita da un albero. Il bilancio delle vittime del maltempo che ha colpito il Veneto sale a 3, grave anche un 43enne di Alleghe. Continua incessante il lavoro dei tecnici di reti elettriche e telefoniche per riallacciare intere frazioni ancora isolate, riallacciate 200.000 utenze, altre 50.000 ancora scoperte. E non è finita perché l'allarme rosso resta sino a venerdì, domani nuove piogge intense, mentre ricorrono gli 8 anni dell'alluvione del 2010 e di 52 da quella del 66. In caso di piena era previsto che gli accessi al ponte Bailey cedessero, ad affermarlo il presidente Zaia. I tempi per la riapertura del ponte della Friula potrebbero essere lunghi ed i sindaci invocano la 27 libera. Da San Biagio di Callalta a San Donà di Piave, il Piave sta calando, riaperto ponte di Piave, resta l'emergenza degli sfollati e di chi ha casa e magazzini invasi dal fango. Nostro viaggio lungo l'asta del fiume. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano ancora il maltempo che ha flagellato la nostra regione. È ancora presto per tirare una somma dei danni con precisione, danni che sono veramente ingentissimi, potrebbero ammontare ad 1 miliardo di euro, in particolare nelle aree del Bellunese e della Pedemontana. Questa mattina il sopralluogo del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia nelle aree più colpite. Vediamo le immagini che sono davvero impressionanti. La situazione oggi è una situazione assolutamente impegnativa, soprattutto dal sopralluogo che abbiamo fatto, visto e considerato che noi abbiamo l'Agordino che è letteralmente in ginocchio. Sono delle località isolate, località che hanno ovviamente problemi non indifferenti, manca l'energia elettrica, mancano ogni forma di segnale telefonico, manca ovviamente l'acquedotto perché è stato spazzato via e quindi hanno bisogno di aiuto. Adesso ci andrà l'esercito. Danni, quantificazione? Quantificarli è difficile in questo momento, bisogna raccogliere i dati, però la raccolta dei dati deve essere puntuale, però penso che siamo ai livelli dell'alluvione del 2010. È fondamentale che si parli di questa devastazione che c'è stata, che è pari a un terremoto. Andate a visitare delle località e vedrete. Noi chiediamo al governo sostanzialmente aiuto, presenteremo questo dossier e spero che partano subito quelle misure canoniche delle grandi catastrofi, che sono quelle del procrastinare il pagamento delle tasse o gli adempimenti, diciamo, fiscali, e che sono quelli di aiutare da subito i nostri cittadini. Un appello lo faccio alle banche affinché blocchino il pagamento delle rate del mutuo per gli alluvionati, coloro che hanno avuto questa catastrofe, e magari mettano in piedi dei pacchetti di aiuti che siano veramente pacchetti agevolati, che siano sotto profilo finanziario dei veri e propri aiuti. La situazione del Piave, cominciamo da Ponte della Friula. Pochi giorni o più di un mese, non ci sono ancora tempi certi per la riapertura dell'attraversamento provvisorio del Piave a Ponte della Friula. Si dovesse trattare di diverse settimane, ci sarebbero ovviamente delle conseguenze sull'intera viabilità della provincia. Il governatore taglia corto, era previsto che in caso di piena la bretella cedesse. L'ANAS provvederà. Sentiamo. Ma guardate, il Ponte della Friula è un ponte alternativo che abbiamo dovuto chiudere perché le 2 rampe di accesso al ponte alternativo sono state spazzate via dall'acqua, ma era previsto, era una prescrizione tecnica affinché non si creasse una diga, quindi le rampe sono state fatte in quella maniera perché se c'era la grande piena, purtroppo c'è stata, fossero spazzate via. Adesso si rifaranno le rampe, le fa l'ANAS e si riaprirà il ponte, ci vorrà qualche giorno in più, ma si fa. L'importante è che nessuno abbia perso la vita in quello scenario. Mette a tacere
tacere le polemiche il presidente del Veneto Zaia sul cedimento degli accessi della passerella provvisoria a Ponte della Priula, la viabilità alternativa realizzata per consentire il restauro dell'attraversamento storico del fiume. In caso di piena il passaggio provvisorio con tanto di Ponte Bailey non doveva trasformarsi in un tappo. Rimane il fatto che l'acqua ha sommerso ed eroso l'asfalto. Il sindaco Vincenza Scarpa non drammatizza, potrebbe trattarsi anche di danni di poco conto, rimediabili in pochi giorni, così ci ha detto raggiunta al telefono. La viabilità provvisoria bisognerà vedere quando poi il Piave libererà il sedime stradale per capire la tempistica di ripristino. Le indiscrezioni parlano però di tempi molto lunghi. ANAS potrebbe impiegare oltre un mese di tempo per il ripristino, periodo in cui i soli attraversamenti del Piave disponibili rimarrebbero Vidor e Maserada Cimadolmo, con ricadute sull'intero territorio, rispetto alle quali il comune di Susegana è intenzionato già sabato a confrontarsi anche con le altre amministrazioni, che sono in allarme. Sia Breda che Maserada concordano nel sostenere l'invito lanciato dal sindaco Anna Sozza a utenti e concessionario dell'autostrada. A chi gestisce le autostrade di renderla possibilmente a traffico libero senza pagamento oggi, e agli automobilisti di rivolgersi all'autostrada come strada alternativa per non caricare le arterie di Maserada. Non ho avuto ancora risposta e aspettiamo, insomma. Il Piave dunque sta calando, l'emergenza dal punto di vista viario e del pericolo tracimazione fortunatamente è passata, rimane quella delle case e delle attività nelle aree golenali che sono state invase dall'acqua. Oggi abbiamo compiuto una ricognizione, un viaggio tra San Biagio e San Donà, e le immagini della nostra Nicoletta Rizzetto davvero parlano da sole, sentiamo. La gente ha perso tutto, purtroppo ha perso tutto, e adesso stiamo vedendo come poter far sì che le persone possano riaccedere alle loro abitazioni. L'emergenza quella stradale è rientrata a tarda notte. Il ponte di Ponte di Piave è stato riaperto al traffico. L'acqua del fiume, che ieri ha fatto temere il peggio, arrivando a una decina di centimetri dalla tracimazione e costringendo prima la chiusura del ponte ferroviario e poi di quello stradale, sta finalmente calando, ma lo scenario rimane molto complicato. La situazione è difficile, ci vorranno giorni per poter tornare alla normalità, ma riteniamo che con l'ausilio di tutti di riuscire a farcela. Abbiamo definito inizialmente subito l'apertura di tutte le arterie stradali in modo tale da fare interagire quelli che sono scavatori piuttosto di livelle per poter sistemare gli accessi, quindi le strade. Poi eventualmente metteremo anche ghiaia per poterle rendere accessibili in modo adeguato, e in modo particolare coloro che non possono adesso entrare nelle proprie abitazioni vedremo di collocarle in strutture di emergenza. Difficile stabilire una tempistica per il rientro nelle case. Le abitazioni andranno rimesse in sicurezza, almeno dal punto di vista degli impianti, luce, gas. A San Biagio, Salgareda, Zenzon, le scuole oggi sono rimaste ancora chiuse. Il dispositivo di soccorso, cioè il raddoppio dei turni, viene mantenuto fino alle 20 di questa sera, non abbiamo tenuto vedo. Nel frattempo verifichiamo già le situazioni di cui siamo a conoscenza e di quelle che naturalmente nel frattempo di cui verremo a conoscenza tramite la chiamata dei cittadini. Com'è la situazione, signora? Nera lei. Nera perché è Malta, dentro abbiamo Malta. Peggio degli altri Sì, peggio perché lei è andata su lentamente e sta tutto proprio come a coia. Molto fango, guarda come quelle qua. Danni? Danni ingenti, via. Da Fagarè, Sant'Andrea di Barbarana, Ponte di Piave, Salgareda 90, dove ieri sera si è temuto il peggio. Le caditoie buttavano fuori acqua, vuol dire che era proprio al limite, mancavano 30 centimetri perché uscisse completamente. Ci sono state 4 case che sono andate completamente sotto, che avevano fatto evacuare, che hanno avuto dei seri danni, quindi danni abbastanza ingenti, e poi le strutture pubbliche che abbiamo in Golena, tipo le panchine, poi lì abbiamo anche un monumento commemorativo che ho visto che ha avuto anche qualche danno. L'acqua è ancora piuttosto alta, l'Argine rimane chiuso al traffico, si lavora nelle case e nelle aziende agricole. Dentro si può guardare dentro, lei saltando dappertutto che bisogna ore e ore se lei in 5-6 di buttare fuori. Ma oltre a tutto dopo mette sotto tutta la roba sul capannone. Il fiume è placido, man mano che cala lascia intravedere la devastazione. Qui come altrove verso San Donà
La piena ha fatto paura ieri sera, oggi si sorride, si scherza, si cerca di pulire strade, case, cortili da acqua e fango. Le abitazioni in golena, ma anche il parco fluviale, il cinema. L'acqua non ha risparmiato nulla, ma anche qui la sensazione è che per pochissimo sarebbe potuta andare molto peggio. Oggi dunque una tregua al maltempo, una pausa però destinata a durare poco perché già domani a causa del vento caldo di scirocco torneranno le precipitazioni, specie sull'arco alpino e sull'area pedemontana. Non saranno precipitazioni devastanti come quelle precedenti, ma preoccupano al punto che il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha prolungato fino alle 14 di venerdì 2 novembre l'allarme rosso per criticità idraulica sulla sede secondaria e criticità geologica sui bacini dell'Alto Piave, del Piave Pedemontano, dell'Alto Berenta, Bacchiglione, Alpone e l'allarme arancione per criticità sulla rete idraulica principale su tutto il territorio veneto. In particolare per domani, giovedì 1 novembre, le previsioni indicano precipitazioni in estensione ed intensificazione al mattino, con la fase più significativa tra la mattinata ed il tardo pomeriggio. I fenomeni più frequenti si avranno sulle zone montane, pedemontane, sulla pianura nord-orientale anche a carattere di rovescio temporale. I fenomeni tenderanno a diradarsi nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio sera. Quantitativi abbondanti cadranno in montagna, già in grave difficoltà per i danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. Venerdì 2 novembre invece il tempo sarà caratterizzato a partire dalle ore centrali da un aumento della probabilità di precipitazioni da sparse a diffuse con locali rovesci pur con quantitativi in genere contenuti tra prealpi e pianura e di minore entità. In montagna che sta veramente pagando il conto più salato di questa ondata eccezionale di maltempo che ha investito il Veneto. Per le ultime notizie e il punto della situazione ci colleghiamo quindi con Belluno, dove c'è per noi in diretta Lucio Zanato. Buonasera Lucio. Siamo con il Presidente della Provincia, Roberto Padrin. Allora, il punto della situazione? Il punto della situazione è sempre molto difficile. Per quanto riguarda la viabilità, adesso le preoccupazioni più grandi sono sulla località Campe, prima di Agordo, dell'abitato di Agordo, dove c'è stata un'erosione da parte del Cordevole sulla sede stradale. Adesso si interverrà anche durante la notte per cercare di bloccare questa erosione. Per quanto riguarda poi, ci sono ancora purtroppo molti paesi isolati, soprattutto dell'Alto Agordino, e questo è un problema che si sta cercando di risolvere con un grandissimo stuolo di persone che sono impegnate proprio sul territorio. Alcune strade fortunatamente sono state riaperte in queste ultimissime ore grazie a Veneto Strade e ANAS. Resta il problema della corrente elettrica, abbiamo ancora 43.000 utenti senza energia elettrica, con difficoltà anche di approvvigionamento di acqua e anche, e questo è il problema, di collegamenti telefonici, dove purtroppo la linea è morta, non si riesce ovviamente a alimentare queste linee, e questo è sicuramente un altro problema sulla comunicazione. Ecco, poi invece c'è la vittima di oggi, vittima di alberi, quindi ancora in una situazione estremamente precaria. Ecco, bisogna stare attenti, facciamo sicuramente un appello a tutte le persone, visto che domani pioverà al 100%, anche se con ovviamente quantitativi decisamente inferiori rispetto ai giorni scorsi, prestare grandissima attenzione, sempre allerta, lontani dai corsi d'acqua. E con le piante io mi rendo conto veramente, vedendo delle immagini dall'elicottero, sembrano degli stuzzicadenti che coprono le nostre montagne, quindi noi chiediamo alle persone veramente attenzione, perché domani si scivolerà, quindi guardate, il sacrificio di vite umane è a questo momento a 3 e mi auguro veramente che non possa aumentare. Bene, allora proprio per questo vediamo insieme il reportage che noi abbiamo fatto, anzi che ho fatto oggi pomeriggio. Siamo arrivati fino a oltre Agordo, perché più in là non si riesce ad andare, perché lì è un problema. Sì, si sta sistemando in queste proprio ore il problema di Cencenighe, che c'era un ponte che di fatto isolava la parte alta dell'Agordino, e quindi sistemando quello, adesso col passaggio, la possibilità di far passare non solo i mezzi normali ma anche i mezzi pesanti, si riuscirà anche ad aiutare quelle popolazioni che in questo momento sono le più disagiate, soprattutto Roccapietro e Livinallongo, dove la situazione è veramente difficile e drammatica. Bene, allora vediamo il reportage lì nello studio.
Incominciamo un breve viaggio lungo la strada che porta verso Agordo, fin dove è aperta, però la prima immagine è quella per il generatore. Come sentite di sottofondo sta funzionando, significa che qui la corrente la danno questi motori. Un disastro, sembrava di essere ai tropici, quando ci sono gli uragani. Ecco, qui si comincia a vedere il Cordevole, un fiume che normalmente è silente. Pensate che nel 66 non ha sostanzialmente dato alcun segno di esondazione, eppure nei giorni scorsi è arrivato fin dentro la strada. Guardate gli alberi che scorrono, sono tutti alberi tagliati, alberi caduti, tutti finiti in mezzo alla strada. Guardate anche qui diciamo così, le reti di protezione hanno retto, però sono state divelte da questi alberi che sono caduti. Ci fermiamo perché c'è il primo smottamento, c'è un semaforo, come vedete la circolazione è a senso alternato. Perché? Perché qui il fiume si è portato via praticamente un pezzo di strada, guardate. E guardate sotto questo fiume che dicevamo silente, fa ancora tanta paura. Appena passa un camion, sentite dal rumore della macchina al rumore di quest'acqua impetuosa. Senta, ma se l'immaginava una roba del genere? Quello che? Ma quando che ti vede una volta dopo ti resta, insomma. È impressionante la quantità di alberi abbattuti. Qui siamo nella località La Stanga, stiamo salendo sempre verso Agordo. Guardate qui quanti alberi solo in una piazzola. Tutto con la furia del vento che ha abbattuto ogni cosa. Io non lo so, guardi, non ho mai visto una roba del genere, veramente. La valle lì che sembrava che tutti i sassi che rotolavano dentro facevano un rumore, sembrava cioè sembrava come una specie di tuono continuo, camminava giù da qua. E come vedete il vento ha causato una forte devastazione anche in quest'altra casa, e lì in fondo le acque continuano a scendere impetuose. Eccoli gli elicotteri che stanno facendo la spola verso la parte alta del Veneto. Gli unici che in questo momento riescono a garantire sono gli elicotteri, in questo caso dei vigili del fuoco, che riescono a garantire i collegamenti con le zone isolate. Arriviamo nel comune di Agordo e la strada qui diventa ancora più difficile. Ha piovuto tantissimo, poi il terreno ha cominciato a cedere, il fiume ha mangiato tutta la terra dalle parti, è passato sopra gli argini e poi è arrivato un forte vento, un vento caldo, e è partita proprio una tromba d'aria che ci ha distrutto i boschi attorno e anche i tetti delle case e tutto il resto. Come vedete qui invece a Taibon Agordino ci sono i mezzi dell'esercito, fotoelettriche, le ruspe. Qui si comincia a vedere veramente la devastazione. Però voi non mollate, non vedo sconforto, vedo solo... Non abbiamo la possibilità di mollare, dobbiamo andare avanti per forza. L'importante è che stiamo tutti bene. Poi se nessuno si è fatto male ci possiamo concentrare sul lavoro di nuovo, come prima. L'ultima immagine di questo reportage è alle mie spalle, ovvero il torrente fiume che continua a rovesciare le sue acque verso la pianura. La vedete, è impetuoso e ancora minaccioso, ma nel contempo anche la Luxottica che ha iniziato a lavorare. Questo è un segnale di fiducia per il futuro. Ecco, l'avete sentito in apertura appunto del collegamento, perché si è aggravato il bilancio delle vittime di questa ondata di maltempo nel Veneto. La terza vittima appunto ancora nel Bellunese. Si tratta di una donna, di un'anziana di 82 anni che oggi ha perso la vita a Selva di Cadore dopo essere stata schiacciata da una pianta, e sempre la caduta di una pianta ha provocato il ferimento di un 43enne
34enne di Alleghe che si trova ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Cafoncello di Treviso con traumi da schiacciamento appunto provocati dalla caduta di un albero nella zona di Pieve di Livinalongo. L'altra emergenza è quella dell'elettricità appunto che sta investendo non solo il Veneto, anche il vicino Friuli Venezia Giulia. Sta continuando proprio in queste ore l'impiego della task force di Terna per cercare di ripristinare l'erogazione dell'energia elettrica appunto dopo il maltempo che ha provocato dei danni veramente ingenti. Dopo gli interventi eseguiti senza soluzione di continuità, i danni sono ancora in corso, quindi le zone ancora interessate dai guasti sono principalmente quelle della provincia di Belluno, di Vicenza e di Udine. Nel pomeriggio c'erano ancora in Veneto 51.000 utenze disalimentate, di cui 41.700 in provincia di Belluno, 8.600 in provincia di Venezia, in particolare nell'area dell'altopiano di Asiago, 11.500 invece le persone ancora senza corrente in provincia di Udine. È nella distribuzione, ricorda che per la segnalazione dei guasti è possibile contattare il numero verde 803500 indicando il codice POD che è appunto riportato nella propria bolletta elettrica. Naturalmente i lavori proseguiranno fino a quando non saranno rialimentate tutte le utenze rimaste senza corrente. Purtroppo il lavoro è lungo e difficile, soprattutto per quelle collegate all'alta tensione che, come avete appunto sentito nel collegamento, sono ancora molte, con intere frazioni del bellunese che sono completamente isolate. Torniamo nel Trevigiano, perché anche nel Trevigiano c'è stato un incidente oggi collegato al maltempo di queste ore. Si è verificato questa mattina a Lughignano di Casale sul Sil, sul ponte ciclabile lungo la Restera, un 44enne di Silea che stava percorrendo in bicicletta la pista è finito contro un albero che era caduto per il maltempo ed era appoggiato tra i due parapetti. Ecco, lo vedete nella fotografia. Il malcapitato ciclista è stato portato al pronto soccorso di Treviso. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Per soccorrerlo è stato però necessario l'intervento dell'elicottero del vigili del SUEM 118. Attraverso un verricello di 30 metri si sono calati gli infermieri per prestare soccorso appunto al 44enne. E i danni ingenti del maltempo di queste ore hanno interessato non solo la montagna e la pianura ma anche il litorale. Le mareggiate si sono praticamente mangiati chilometri di spiaggia, situazione particolarmente grave a Jesolo. Sentiamo al telefono il sindaco Valerio Zoggia. I problemi sono due, no? Il primo è ovviamente che quei circa 3 km di spiaggia in realtà non esistono più, e oltre ad essere sparita la sabbia e la spiaggia è stata rivelta anche la passeggiata che c'è a monte, e quindi quella sarà da ripristinare. Da conteggi approssimativi fatti dagli uffici, però non definitivi, perché stiamo aspettando appunto qualche giorno, sono stati portati via 350.000 e 200.000 metri cubi di sabbia, che tradotti in termini economici sono oltre 2 milioni di euro. Poi il secondo problema riguarda quello che è lo spiaggiato, perché io proprio oggi sono andato a dare un'occhiatina, oggi pomeriggio, e in sostanza continuano ad arrivare, e continuerà ancora per qualche giorno, legna, rami, tronchi, un po' di tutto, e quindi sicuramente ci sarà più di qualche centinaio di mila euro di spiaggiato, che tra la raccolta e lo smaltimento sicuramente la cifra ammonterà a qualche centinaio di migliaia di euro, costi che purtroppo andranno a pesare sui cittadini esolani, cosa che io ritengo assolutamente ingiusta, perché non è che lo spiaggiato deriva solo dal nostro comune, ma deriva anche dai comuni che sono lungo il Piave, perché il problema è prevalentemente sul Piave e non sul Sile, e quindi bisognerebbe trovare qualcosa, ma se ne discute ormai da anni, che i costi siano sostenuti o da qualche ente superiore oppure ripartiti tra i vari comuni.
E chiudiamo questa ampia pagina dedicata al maltempo che ha flagellato il Veneto. Linea alla regia per qualche istante di pubblicità, subito dopo torniamo con le notizie di cronaca della giornata. Tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. La cronaca, truffa dell'abbraccio. È stata denunciata la nomade ventenne che un mese fa era riuscita appunto con il trucchetto dell'abbraccio a sfilare il Rolex dal polso di un anziano. Sentiamo. Nuova denuncia per la cosiddetta truffa dell'abbraccio. Le indagini dei carabinieri sui frequenti raggiri per strada ad anziani che si sono verificati negli ultimi mesi in tutta la provincia proseguono. I militari della stazione di Mogliano Veneto hanno denunciato a piede libero una nomade senza fissa dimora di 20 anni, di origini romene, per il furto con destrezza ai danni di un 77enne lo scorso 18 settembre in via degli Alpini, quando la ragazza, dopo aver avvicinato l'uomo con la scusa di offrirgli una prestazione sessuale, gli aveva sfilato l'orologio Rolex, fuggendo poi su un'auto guidata da un complice. L'individuazione della responsabile è stata possibile grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dal riconoscimento fotografico. La ragazza era infatti già nota alle forze dell'ordine, avendo numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Urne aperte oggi fino alle 23 al Sant'Artemio per l'elezione del nuovo Consiglio provinciale di Treviso. Si rinnovano dunque i consiglieri, non il presidente. L'attuale sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, continua quindi a mantenere l'incarico. Due le liste in corsa, quello di centrodestra, Marcon presidente, e quella di centrosinistra. A votare sono consiglieri comunali e amministratori locali. Dei candidati, sempre amministratori, i più votati entreranno in consiglio. Bassa al momento l'affluenza, inferiore al 10% degli aventi diritto, non è tuttavia fissato alcun quorum. Ed ora lo sport, perché oggi a Milano nel pomeriggio c'è stata la presentazione del Giro d'Italia 2019. Ci sono buone notizie per il nostro territorio. La corsa terminerà in Veneto, ultime 4 tappe e arrivo finale a Verona. Arrivo di tappa a Santa Maria di Sala nel Veneziano il 30 di maggio, il giorno dopo probabile partenza da Treviso verso le Dolomiti, poi tappa con partenza e arrivo a Feltre ed infine arrivo a Verona il 2 giugno. A Milano oggi alla presentazione c'era anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, che sentiamo nel messaggio. Buongiorno a tutti, sono venuto fino a Milano per annunciare che quest'anno, nel 2019, una tappa del Giro partirà proprio da Treviso, dalla nostra città, e ci sarà anche il campione Gianni Moscon e speriamo di vederlo in maglia rosa proprio a Treviso. Gianni, di qualcosa anche tu ai trevigiani. Dai, non posso promettervi la maglia rosa, però vi prometto il mio massimo impegno. Vi aspetto tutti a vedere la partenza a Treviso e dai. Forza Gianni, forza Gianni. Ciao a tutti. Treviso, ciao. Questo è l'ultimo servizio, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo subito dopo appunto il telegiornale torna 20:10, anche questa sera dedicato al maltempo con tutti gli ultimi aggiornamenti. In studio con Ferdinando Avarino, l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccina, appuntamento quindi alle 20:10. Ed è davvero tutto, ci salutiamo come sempre dando uno sguardo al nostro meteo. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Prosegue l'instabilità sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto non accennerà a migliorare il tempo. La perturbazione giunta durante la festività di Ognissanti influenzerà ancora il tempo sulla nostra regione. Piogge e temporali saranno possibili un po' ovunque e potranno risultare localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra 13 e 16 gradi.
Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà anche qui molto instabile, con precipitazioni temporalesche piuttosto diffuse un po' su tutte le province, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, e localmente potranno risultare anche di moderata intensità. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime comprese invece tra 16 e 18 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto lo scenario anche sulla nostra regione, infatti sarà molto instabile un po' su tutti i settori, con piogge frequenti e piuttosto diffuse e localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 9 e 10 gradi. Le massime invece si attesteranno intorno ai 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.